La situazione è invivibile, qui siamo nell'imbuto più trafficato d'Italia. Io abitavo qua al Villaggio del Sole e sono andato a abitare in un quartiere più distante dal traffico, perché sui mobili quando passavo il dito c'era il dito nero per le polveri sottili. Torniamo anche oggi alla rotonda dell'Albera. Dopo i nostri servizi di denuncia dei pesantissimi disagi dei residenti, importanti novità in arrivo. Noi questa volta, ed è la prima volta che lo diciamo, siamo molto fiduciosi. Grande attesa alla rotatoria dell'Albera per la firma domani della consegna dei lavori della variante alla strada provinciale 46, che alleggerirà drasticamente il traffico lungo la strada del Pasubio. A testimonianza dell'importanza dell'evento sarà la presenza dell'amministratore delegato di ANAS e del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rispettivamente gli enti che hanno progettato e finanziato l'opera. 1587 dalla firma con cui sono stati assegnati i quattrini per fare questa opera attesa da 30 anni. Spero anche che chi si oppone si mette indietro e pensa alla salute dei cittadini. In pratica avverrà l'affidamento all'impresa appaltatrice del completamento del primo stralcio del primo tronco della tangenziale di Vicenza. Dopo la firma, le ruspe tanto attese potranno partire. Noi soltanto quando vediamo le ruspe e quindi vorremmo andare a mangiare la colomba sulla ruspa.